iniziato anche l'Accademia della scuola con il ministro dello sport, molto bella, complimenti, un'iniziativa importante soprattutto per i giovani, e soprattutto non è soltanto calcio, ma un misto di tante cose. Ho visto una struttura molto bella, credo che ce ne sono pochi in Italia strutture del genere. Complimenti veramente al governo per quello che sta facendo, e soprattutto creare attorno a questi ragazzi l'attività sportiva, anche non soltanto calcistica, ma anche la danza, il nuoto, il basket, il judo. Anche ieri siamo stati in questa amministrazione organizzata eccellentemente benissimo, dove si è trascorso 2 o 3 ore di momento di sport e soprattutto di felicità, saluti insieme, persone che hanno lavorato o hanno fatto sacrifici pur di ottenere un risultato importante, e non solo quello che hanno vinto, ma anche quello che non hanno vinto. Quindi è stata 2 giorni molto impegnativi, molto belli, e ho un grande affetto nelle persone maltesi, siete persone gentili, siete persone affettuose, siete persone di cuore come siciliani, quindi se c'è da sedersi a tavola, ecco, siamo vicini, se c'è da sedersi a tavola aggiungi un posto, quindi quello si fa. Detto questo, per me, come dire, come hai detto tu, giocare in casa. Io da piccolo sono sempre stato un tifoso della Juve, sognavo di diventare un grande calciatore, però indossare la maglia bianconera non ci avrei mai pensato assolutamente. Per me l'obiettivo era quello di giocare a pallone da piccolo, avevo la passione del calcio, mangiavo pallone dalla mattina alla sera, giocavo in mezzo alla strada, addirittura quando c'era il forte mettevamo 2 pietre sull'asfalto, tornavo a casa con le ginocchia rotte, quindi è stato un'esperienza da piccolo molto dura, molto forte, però sono stato sempre lì, deciso, perché per me il calcio era tutto, era la mia passione, avevo un obiettivo solo, è quello non di fare tutto quello che ho fatto, ma di diventare un mediocre calciatore. Avevo un sogno nella vita, un po' come tutti noi abbiamo un sogno, i bambini che hanno un sogno si ispirano ai calciatori famosissimi, quello di realizzare. Io fortunatamente, facendo molti sacrifici, l'obiettivo mio era quello di arrivare al top, a giocare ad alti livelli, addirittura indossare la maglia azzurra d'Italia, dico la maglia bianconera, era una cosa che io sinceramente, invece quando ci fu il trasferimento da Messina, io quell'anno ho giocato 7 anni a Messina, e quindi l'ultimo anno vinsi pure la classifica dell'Unione, ci fu la richiesta della Juventus. Si parlava di tutte le squadre, ma tranne della Juventus, invece del Napoli, del Torino, del Genova, un po' di tante squadre, però alla fine poi è spuntato la Juventus, grazie anche all'amico, non lo so se poi vi ricordate Nicolò Napoli, qualcuno forse si ricorda, difensore palermitano, grande mio amico, che lui insisteva. Da Bonipetti andava, ma prende Schillaci, prendi Totò, prendi Schillaci, io segnavo ogni domenica in Serie B, dico che lui prende Schillaci. A un certo punto talmente lui l'ha tassato di discorsi, di senso prendi che forte, insomma, e lui alla fine la società ha deciso di acquistarmi. Riepilogo un po', insomma, se qualcuno non lo sappia, insomma, un po' la storia. Poi niente, poi io non faccio mai paragoni, quella del Juventus di adesso è quella di quando ho giocato io. Io nella mia vita ho avuto tante emozioni,
l'emozione che ho provato a livello calcistico è stato nel periodo di Gianni Agnello, quindi ho avuto modo di conoscere una grande persona, una persona che solo a guardarlo già ti metteva emozione e ti venivano i brividi. Lui un esperto di calcio, quindi mi chiamava ogni settimana al telefono, a volte mi sembrava pure che fosse uno scherzo, perché magari c'era qualcuno che si camuffava la voce, invece lui si intendeva molto di calcio. E voglio ringraziare Boniperti che mi ha voluto incessantemente, ci ha creduto in me, e quindi hanno fatto un acquisto rischioso, che poi alla fine non è stato così, perché lui ci ha creduto. Mi ricordo che gli attaccanti eravamo io e Casiraghi, eravamo una coppia giovane di cui anche la stampa non è che era molto d'accordo, che il tifo bianconero, il vero tifo, è quello che c'è sparso in tutta l'Italia, e proprio quelli di Torino sono esigenze, non hanno il modo di aspettare, sono abbastanza esigenti, mentre il vero tifo è quello che noi troviamo, perché la Juve è la più amata, quindi la trovi in tutto il mondo di tifoseria. Poi club così sono club importanti. Io ne ho fatto l'ultimo, l'ho fatto a Vittoria, un club dove mi hanno invitato, e quindi ho avuto anche quindi questo è un momento di ritrovo, un momento di festeggiare, un momento di vedere la partita insieme, di commentare, di arrabbiarsi, di esultare, magari uscire triste. Questo è il calcio. Questo è un periodo buono per la Juve, un periodo buono per noi, e quindi dalle risultati negativi e anche dalla B, adesso oggi la Juve è ritornata grande, è ritornata competitiva, anche in Serie A non ha squadra di cui può competere, è una delle squadre più forti, si è qualificato il Champions League. Questa fa ben sperare, soprattutto per la tifoseria, per la società. Ha un allenatore che io ci ho giocato insieme, Conte, di cui già lui è allenatore in campo, si vedeva che aveva il carattere già abbastanza forte. Quindi è un gruppo importantissimo, ha dato il marchio a questo allenatore. La Juve gioca benissimo, quindi è una Juve che oggi può competere con tutti, è ritornata grande, quindi mi auguro che possa continuare sempre così e che voi potete gioire insieme fra di voi, perché è un momento così, è un momento bello che vi riunite una volta a settimana per vedere la partita della Juve e festeggiare, sfruttare. Quindi grazie per l'invito, per avermi chiamato, ringrazio l'autorità maltese, ringrazio tutti quelli che siamo stati attorno, ringrazio Kenneth che siamo stati in contatto, ringrazio voi, per me è un grande piacere stare con voi, quindi forza Juve. Se qualcuno vuole fare una domanda,